proprio questo blog dà la possibilità, perché prima si chiedeva anche da parte delle amministrazioni ma chi deve venire, il sindaco, il tecnico, tutti, nel senso il blog fa proprio sì che intanto tutti i tavoli siano interattivi con gli altri, si possa vedere cosa è stato fatto in quelli precedenti e si possa anche interagire. È chiaro che nel tavolo stesso, quindi calato nell'ambito, se si ha sia la parte tecnica, amministrativa, associativa o chiaramente facente parte delle istanze del territorio è meglio, insomma, però c'è questa possibilità proprio di interazione che avete nell'Ernium, che magari vi invitiamo a raccogliere, che comunque si trovano in internet, e poi i comuni tutti riceveranno la sintesi dei tavoli precedenti nonché l'indicazione del blog dove possono interagire. Questo è il momento per chiedere, parlare, proporre. Abbiamo anche il sindaco di Ficarolo che rappresenta un altro degli altri argomenti, un altro ambito che era quello dei frontalieri del Po, e già a Occhiobello era venuto fuori anche l'altra questione dal sindaco di Polesella, avevamo proprio parlato di tal sede anche dei collegamenti con l'ambito ferrarese e l'importanza che ricade e che hanno anche questi comuni proprio per essere, come anche Occhiobello, i punti di snodo con l'Emilia Romagna e le altre zone. Quindi sono tutte cose che sono propedeutiche anche alla presentazione futura, all'interazione. Anche come si diceva, anche il sindaco di Occhiobello aveva parlato anche dell'interazione sì con l'ospedale all'impiego di senso, ma anche delle nostre case di riposo, delle nostre entità che ci sono e vanno esaltate, vanno portate avanti grazie, come diceva anche benissimo l'architetto Lucat, proprio all'infrastruttura, lì ci deve arrivare. Quindi è questo il momento da parte delle amministrazioni, dei tecnici di dirlo e di proporlo. Ci posso dire una cosa? Siccome Silvia mi ha dato l'assist per intervenire, quindi per chi non mi conosce, insomma, sono il sindaco di Ficarolo e giustamente innanzitutto ringrazio per l'invito, insomma, mi ha dato l'occasione anche per portare il mio pensiero e la mia riflessione su quello che è stato detto. Sia Silvia e anche l'intervento di Lucat che ho ascoltato con interesse, perché al di là degli aspetti che ogni paese può avere o le peculiarità del proprio territorio che ogni paese può avere, o non so, le attività di maggior risalto da mettere ulteriormente in evidenza attraverso, sottolineava la viabilità, che può essere una viabilità attraverso fiumi e una viabilità che attraverso la gomma, insomma strade. E si parlava appunto, io prima ho visto alcune slide dove si sottolineava l'aspetto del Valdastico Sud, e ho visto sopra c'era scritto progettazioni in corso eccetera. In realtà qui abbiamo anche l'assessore, ex assessore provinciale ai lavori pubblici, viabilità eccetera, nonché il sindaco di Castelguglielmo, e di Valdastico se ne è sentito parlare, ma io ero bambino, avevo 6-7 anni, quindi oggi ne ho poco più di 40, e già all'epoca si parlava di viabilità, e in qualità di sindaco del paese di Ficarolo in questa specifica materia di viabilità dovrebbe giocare un ruolo importante, ma non perché voglia esaltare il comune di Ficarolo, ma Ficarolo perché è un paese che tocca 3 province, Rovigo, Ferrara e Mantova, ma nello stesso tempo potrebbe dare la possibilità di rilancio non solo di Ficarolo, ma anche di tutti i paesi limitrofi in termini di rivalutazione territoriale e anche magari terreno fertile, speriamo, per un prossimo
boom economico dal punto di vista dell'edilizia, ma non solo, insomma, anche per rivoltare il nostro territorio. Parlo di Ficarolo perché io ho, penso, rotto le scatole all'infinito sia in regione, sia in provincia, sia insomma tutti gli enti per capire a che punto eravamo con la Valdastico, perché sappiamo tutti che si è fermata sulla superstrada, ma lo stralcio che è un proseguimento dalla superstrada fino ad arrivare al ponte, per il progetto prevede questo, al ponte del comune di Ficarolo, purtroppo è rimasto così, non dico nel cassetto, ma so che c'erano già delle valutazioni ambientali, delle indagini geologiche, già progetti pronti per fare frazionamenti, pronti per partire, ma purtroppo incappiamo sempre in quello che è il problema di tutti i comuni, di tutti gli enti locali e degli enti superiori, ovvero il problema economico di coperture finanziarie per realizzare queste opere. Ci sarebbe stato uno spiraglio, nel senso che ci poteva essere la possibilità di realizzare di questo stralcio un ulteriore stralcio che poteva legare l'ospedale di Trecenta con il ponte di Ficarolo, e anche per dare un maggior rilievo a quello che era la nostra realtà ospedaliera dell'Alto Polesine, che era l'ospedale, e che la viabilità poteva giocare un ruolo importante. Non solo, magari posso anche così portare questa informazione, poco meno di una ventina di giorni fa io mi sono anche preoccupato di guardare dall'altra parte della sponda del fiume Po, e sono stato uno degli interlocutori che ha portato l'attenzione di questa viabilità, quindi della Valdastico Sud, al comune di Bondeno, ovvero il sindaco che attualmente è diventato consigliere regionale, che ha portato la mia istanza in regione. Tra l'altro ha anche un ruolo abbastanza importante in regione Emilia-Romagna, che è quello della viabilità e delle infrastrutture. E sto parlando del sindaco di Bondeno, ex sindaco di Bondeno, che naturalmente è consigliere regionale in Emilia-Romagna ed è alla Fabri, con il quale ho un buonissimo rapporto, e proprio perché la strada che finisce sul ponte del fiume Po a Ficarolo non ha nessun senso morire lì, nel senso che ci deve essere un proseguimento e ci deve essere un collegamento importante, ovvero con la Cispadana. Ho chiesto informazioni a che punto erano con la loro progettazione, diciamo che sono quasi allo stesso livello di progettazione e di esecuzione dei lavori cartaceo, ma non dal punto di vista esecutivo dell'opera, però insomma hanno già anche loro predisposto una documentazione progettuale avanzata, e che intendono portare avanti, e naturalmente intendono anche avere una sorta di collegamento con la Regione Veneto per dare proseguimento a questo progetto. Ecco, dopo questa analisi che io ho fatto, mi sarebbe piaciuto, magari se qualcuno ha delle informazioni che sono un po' più aggiornate rispetto alle mie, a che punto eravamo. Tra l'altro vedo che c'è anche il Presidente della provincia, mi fa piacere che ci sia il Presidente, magari potrebbe avere qualche informazione in più in merito, perché so che la provincia potrebbe essere anche protagonista di questa realizzazione. Però insomma so che la Regione, ecco, la Regione, la provincia e la società autostrade dovevano intervenire in team per la realizzazione di quest'opera. Allora volevo capire a che punto eravamo e se poteva essere, magari vado un po' fuori tema, il tema è vasto, l'area è vasta, però insomma mi concentro su questo argomento perché insomma a me è caro, ma non solo a me, anche a tantissimi altri sindaci, e se magari potevano esserci ancora da parte della Regione Veneto dei rapporti tra non dico progettisti, ma comunque funzionari della Regione che seguono la viabilità stradale, insomma. E nello stesso tempo io mi sono già prefissato un ulteriore incontro, adesso lui è impegnato con altre cose, ma comunque mi ha dato la sua disponibilità per capire un attimo se si riusciva a mettere in collegamento l'assessore che sarà della Regione Veneto in merito di viabilità con l'assessore dell'Emilia Romagna, per vedere se c'è la possibilità di coniugare le due regioni
in un unico obiettivo, quello della realizzazione e il proseguimento della Valdastico Sud con la Cispadana fino ad arrivare a Parma, tutto qua. Magari non so se Gressia può avere notizie, magari anche Trombini possono darmi delle notizie in merito, non lo so, non è una provocazione, è solo un aiuto informativo. Non ho letto il giornale stamattina, non so dire. Provo a dare delle risposte che non vogliono essere esaustive, perché io faccio un po' la memoria storica delle cose, non so lo stato dell'arte. Però è vero che il prolungamento dalla Transcolesana verso l'Eridagna per arrivare al ponte, però era un progetto inserito da 10 anni nella programmazione di Veneto Strade, frutto di accordo tra regione, provincia e province attraverso Veneto Strade. L'opera era stata anche in qualche maniera quantificata, perché c'erano diversi milioni di euro da impegnare. 23? Sì, che oggi sicuramente sono di più, e l'idea anche per contenere i costi era quella di coinvolgere nel progetto di trasformazione dell'autostrada della Novara Mare, o comunque del prolungamento della Valdastico, di coinvolgere comunque le società autostrade, perché nella viabilità afferente alla rete autostradale, in un raggio, in un certo raggio, non ci poteva stare l'impegno da parte della società autostrade e delle società che gestiscono l'arteria per prolungare fino a 300 fino all'accordo autostradale. Però lì non so come sia andata la partita. 23 milioni di euro, che erano quelli di allora, facevano parte di un riparto che la provincia di Rovigo non ha questi soldi, neanche la regione ha i soldi da impegnare, ma venivano utilizzati i fondi ex ANAS che giravano alle province e che le province giravano a Veneto Strade, in quanto società che serviva tutto il pacchetto della cessione della rete ANAS, che era stata fatta 10-12 anni fa circa. Quindi finché c'era il flusso le opere si facevano. Qualche opera è stata fatta, diciamo così, con quei fondi lì. Veneto Strade ha operato anche nel nostro territorio, ma con quei fondi lì, per la rotatoria di 300, tanto credo sia stato fatto con quei fondi lì, tanto per essere un esempio qua Caldo. vicino. Caldo è stata fatta con quei fondi lì, quindi collegamento caldo. A un certo punto si è dovuto scegliere, visto l'esagerazione dei fondi, perché poi i fondi ex ANAS sono azzerati come trasferimenti, dico bene, nel senso che da Roma non arriva più un centesimo legato ai trasferimenti ex ANAS, per cui non arrivano alle province, non arrivano a Veneto Strade, quindi senza soldi e niente nessuno. C'è un pacchetto, diciamo così, di risorse precedenti su cui la provincia si è impegnata. Le due grandi opere erano o la variante di Adria, tanto per capirci, o il prolungamento, e lì è stata scelta la variante di Adria, perché diciamo così, noi abbiamo le nostre esigenze, loro hanno le loro, insomma. Mi fermo nella valutazione perché voglio dire. Va bene. Però su somme così importanti hai devo vedere, insomma, perché siamo lì le ruspe. C'era la puntata successiva che dicevano va bene, abbiamo stanziato 23 milioni di euro, non abbiamo la copertura, non possiamo più avere la copertura, stracciamo tutto, facciamo con 8 milioni di euro, invertiamo la rotta, facciamo Ficarolo, ospedale di 300 con 8 milioni di euro, forse lì ce la facciamo, ma anche quello poi è andato tutto nel deserto. No, io so solo che le opere costano tantissimo. So che, diciamo così, la provincia di Ferrara, quando la provincia era partita con la programmazione della trasformazione in autostrada della Transcolesana, la provincia di Rovigo era decisamente più avanti rispetto a Ferrara. Sì. Ferrara non aveva neanche lo spazio della progettazione, noi eravamo molto in avanti. Poi, diciamo così, le cose si sono un po' rallentate e oggi, diciamo così, il competitor della trasformazione in autostrada della superstrada è la potenziale realizzazione della Cispadana, che è l'alter ego la parte opposta del Po. Il vantaggio, tra virgolette, era che mentre la Novara Mare era inserito nel pacchetto delle opere approvate
dal CIPE, ecco là ci fa la mano. L'unica differenza era quella, che ci dà un po' di risorse, però lì si gioca tutta la partita degli ultimi mesi in cui c'è stato, diciamo così, provincia, sindaci della bassa veronese, di tutta la provincia di Rovigo che si sono spesi nei confronti della regione e del governo per avere il via libera, perché adesso il via libera a quest'opera, che dal punto di vista diciamo così, del finanziario per la parte privata sarebbe disponibile, siamo inceppati su una serie di avvenimenti che sono accaduti e su comunque una cinquantina di milioni di euro. Cioè, stanno lavorando, diciamo così, per defiscalizzare l'intervento in modo tale da riuscire ad avere quelle risorse che permetterebbero di dare via cosa non semplice, però sono d'accordo sul fatto che se ci sono opere migliore è il collegamento di un territorio, migliore è la sua accessibilità. Oggi la porta d'ingresso si apre con una viabilità che sia all'altezza, diciamo così, del territorio che si vuole visitare. Poi dalla grande viabilità, questo serve secondo me il progetto, anche quello di dire facciamo una rete, diciamo così, capillare, diffusa, che porti a fare una visitazione più puntuale, ma uno fino al Polesine ci deve arrivare nel miglior modo possibile, possibilmente con la Trasposana senza buche o con la Valdastico Sud completamente aperta, con l'ipotesi probabilmente a nord che si va a chiudere, cioè, però questo è un gioco più grande di noi, quindi dobbiamo stare anche noi a quelle che sono, a quella che è la situazione, a quelle che sono le difficoltà che lamentiamo noi e che in proporzione hanno anche gli altri. Per cui, però, insomma, combattere per un obiettivo è meglio che lasciare perdere e far finta di niente, quindi questo deve essere il nostro ruolo, quello di stimolare continuamente. Benissimo, tant'è vero che questo è l'ambito per farlo, e volevo anche dire che effettivamente chi ha interloquito con noi per ciò che concerne la Nogara Mare e i progetti che erano inseriti, li abbiamo visti, tra i quali anche quello che abbiamo dei vari prolungamenti che sono inseriti all'interno del progetto collegato alla Nogara Mare, abbiamo inviteremo all'ultimo tavolo che De Gennaro, il responsabile, ha chiamato giustamente l'USB con Rovigo, no? Praticamente in quel contesto ci sarà possibile anche interloquire rispetto allo stato di fatto della Nogara Mare, che effettivamente è il perno da cui si snodano gli altri progetti, potrebbe essere il motivo, è il motivo per cui rifinanziare gli altri, e quindi è questo il momento per dirlo intanto alla Regione, che è un punto focale che nasce da questa rete di comuni, e avremo i protagonisti anche a livello economico il 29 mi sembra a posto. Aggiungo anche che una Nogara Mare senza la nuova Romea è una cattedrale arriva al collo dell'imbuto e ci troviamo l'imbuto da un'altra parte, quindi o si risolve tutto e allora la rete funziona, altrimenti è vero che un pezzo a volte è più facile che tutto assieme, però sono opere che credo che abbiano un grado di sostenibilità, diciamo, alzata, tant'è che la Orte Mestre aveva già quelle caratteristiche di defiscalizzazione che la rendono interessanti. Ma quando nel corso dell'anno scorso, voi sapete che avevo fatto una serie, prima che la macchina del mettesse in moto, avevo mandato di fare una serie di incontri conoscitivi per raccogliere, siamo sicuri anche qui a Castelbuono, per fatto una serie di cose. E uno di questi incontri è stato fatto con la viabilità regionale, e anche allora ci era stato suggerito, cioè era presente la situazione veramente che voi avete, e ci era stato suggerito di dire a questo punto, se impostate un piano di cosa generale, buttatela sul discorso programmatico complessivo, perché i soldi non ci sono, non sappiamo tutti, però piuttosto di dire facciamo un pezzo fino da Ficarola alla cosa, poi speriamo che la Valdastico venga giù fino alla Ricetta, diventa i proponenti organicamente un discorso di saldo della tratta, perlomeno entri in una programmazione e poi si vede cosa succede, per non avere i soldi né per l'uno né per l'altro pezzo, almeno facciamo un discorso
complessivo, e questa era la cosa che c'era stata. Adesso la situazione è un po' operaia, speriamo che si risolva con il rinnovo dell'amministrazione regionale, e per riprendere questi discorsi che evidentemente sono già nella conoscenza della sensibilità, non solo dei sindaci ma anche degli uffici, insomma, proviamo a dire così. Sì, volevo un attimo fornire un ulteriore spunto di riflessione su questo tema appunto delle infrastrutture. Chiaramente magari molti l'hanno introiettato, altri no, però il piano territoriale regionale di coordinamento sulla mobilità, diciamo, sono state indicate delle politiche, fatte delle scelte tutto sommato coraggiose, non sono state fatte interne per gli uffici noi, ma con la, diciamo, con la direzione infrastrutture appunto, e con loro abbiamo fatto parecchie discussioni, sono stati anche inseriti parecchi programmi, diciamo, se volete anche un po' forzando la mano, perché diciamo, la legislazione dice che si doveva agire con il piano regionale dei trasporti, però molti temi della mobilità, anche molto importanti, sono nel piano territoriale. Perché? Perché prima di tutto i nostri colleghi della mobilità hanno detto non possiamo più ragionare a compartimenti stagni, cioè il settore, sono importanti le strade devono essere viste in relazione a altri sviluppi del territorio, alle caratteristiche del territorio intorno, a come cresce la città. Era stato fatto anche tutto un ragionamento che avete seguito, che poi ha determinato anche critiche a quello che è stato fatto sul discorso dei caselli autostradali, eccetera, ok? Però, diciamo, era un tentativo di fare un ragionamento delle infrastrutture, diciamo, a servizio del territorio. E chiaramente adesso andando, diciamo, noi stiamo agendo in dettaglio di area vasta su quest'area, e come appunto vi ha anche spiegato bene prima Marco, e tutto sommato sarà utile, diciamo, che lo facciamo insieme questo sforzo di comunque andare a declinare in dettaglio, diciamo, degli obiettivi di politica infrastrutturali legati alle scelte che andremo a fare di sviluppo sostenibile di questo territorio, in maniera che tendiamo di vedere queste scelte che facciamo dal basso in coerenza con quelle del PTRC, perché non ve lo nascondo, diciamo, le scelte del PTRC l'amministrazione è in rinnovo, probabilmente con chi sarà poi il nuovo referente dovremo andare ovviamente a ridiscutere, perché verranno, penso, riprese in mano anche diciamo, le scelte che questo strumento che per il momento è in adozione non ha ancora concluso il suo processo, quindi la nuova amministrazione si troverà, diciamo, a dover concludere questo processo e quindi a verificare le scelte, a vedere se queste scelte funzionano, a vedere anche rispetto al quadro nazionale. Quindi, diciamo, quello che andremo a definire qua ci serve comunque come base per dare a chi vede i livelli più alti, diciamo, un quadro delle problematiche nodo, ok? In maniera che possiamo, diciamo, se devono essere fatte delle scelte, stabilire già a priori una coerenza che può essere utile appunto al disegno pianificatorio che certo e a far emergere magari problematiche. Attenzione anche questo problema, un'autostrada in cui manca un pezzo, attenzione, certo che è utile, ma può diventare magari dannosa perché crea dei problemi che non esistevano e quindi magari chi prende la scelta a livello generale non ha magari ben valutato questa cosa. Quindi lo strumento di piano, secondo me, diciamo, visto che anche come tempi, diciamo, siamo in linea, potrebbe, anzi sicuramente è utile, diciamo, è utile all'amministrazione regionale stessa, ma è utile anche alle realtà locali. Sì. Poi altro elemento che appunto mi ha incuriosito non solo da questo tavolo ma da tutti e tre,
diciamo, come ufficio noi non ci eravamo resi conto, ma ho capito che l'ospedale di Piacenza è un problema enorme, cioè diciamo, noi non ne conoscevamo, diciamo, la dimensione di problema, così come si è evidenziata invece fin dal primo tavolo. In ogni tavolo sempre è quasi più delle infrastrutture, cioè sempre l'elemento fondamentale è attenzione a questo. Legato alle infrastrutture, Sì, perché poi sociale. proprio la carenza infrastrutturale. Sì, in parallelo. Sì, quindi questo probabilmente è un tema